Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Si sfiola la tragedia in una rissa a Gela. 6 rumeni si sono presi a colpi di bottiglie e bastoni. Uno di loro è indagato per tentato omicidio. Un 17enne ha colpito con una chiave inglese il padre al viso e al ginocchio. È quanto successo in via Gela a Licata. Il giovane è stato denunciato dalla polizia. In manette 2 giovani catanesi di 24 e 19 anni, beccati a spacciare in via Capopassero a Catania. I due avrebbero tentato la fuga. Pubblicava i suoi video su TikTok mentre passeggiava in centro o in spiaggia. Così i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 44enne di Monreale, già agli arresti domiciliari. È tornato a casa il 20enne Joseph Magri, che era scomparso da Catania domenica scorsa. A dare la notizia è stata la sorella Jasmine, che per prima aveva lanciato l'allarme della scomparsa. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento alle ore 19:30. Arrivederci.